Onesta tue travaglias e divignas, desonestade tue andas fiera y smentinde de dantes as escritas. Fentomadas as tuas carapiñas, fagente su giru de sisul intera, confirmende savama chi meritas. Il centro storico conserva ancora molti esempi della tradizionale tipologia abitativa di Arizzo. Nelle strette viuzze si trovano le case costruite in scisto, ad 1 o 2 piani. In genere comprendevano l'ingresso, detto suppunnago, che fungeva da stalla o magazzino. Al primo piano vi era la cucina pavimentata con tavole di castagno. Al centro sufogire, il focolare posto su mattoni, realizzato in forma quadrata o circolare. Sopra di esso veniva posto su cannizzu, un graticcio utilizzato per affumicare il formaggio e seccare le castagne. La casa comprendeva la camera da letto, s'aposentu, in alcuni casi il forno che spesso sporgeva all'esterno e in genere un grande ballatoio che copriva l'intera facciata. Tra gli altri edifici di Arizzo, oltre al municipio, troviamo il castello del Cavaliere Arangino, la residenza della famiglia più facoltosa di Arizzo. Un'imponente struttura edificata nel 1917 sullo stile dei vecchi modelli medievali, con i merli nella passeggiata, sfarzose sale interne arricchite da stucchi e affreschi, la cappella privata, le inferriate, balaustre, il grande cancello d'ingresso in ferro battuto e un grande parco dotato di rare specie botaniche. Casa de Villa è un bel esempio di casa padronale seicentesca, tramandata di generazione in generazione dalla famiglia di Villa. La casa custodisce al suo interno arredi e testimonianze di notevole interesse storico e culturale che in futuro potrebbero essere acquisiti al patrimonio della collettività. Nel cortile interno di Casa de Villa, nel maggio del 1838, venne assassinato all'età di 43 anni il poeta arizzese Bacchis Solis. Egli ebbe una vita piuttosto movimentata. All'età di 18 anni si diede alla latitanza per un delitto di cui si è sempre proclamato innocente. Bacchis Solis, dopo 12 anni, venne liberato da ogni accusa, riprese a vivere nella sua Arizzo e, quale uomo colto e intelligente, ebbe un ruolo importante nella lotta contro l'analfabetismo. I suoi componimenti poetici, spesso ironici e dissacratori, lasciano intuire del suo carattere schiettezza e sincerità, oltre ad una forte posizione anticlericale. A ricordare l'opera del bandito poeta di Barbagia, oltre ad un interessante volume di Tonino Mameli, vi è l'impegno del coro polifonico locale a lui intitolato e soprattutto per mezzo delle suggestive armonizzazioni di Columbo Imbasciada e Ojos de Encanto esaltano il significato poetico del lavoro del Solis. Ripide scalette nel cuore del centro storico conducono al massiccio edificio carcerario detto de Sabovida, la Volta, costruzione cinquecentesca in pietra di scisto e legno di castagno, adibito a prigione fino all'ultimo dopoguerra. È dotato al suo interno di una piccola sala per il corpo di guardia, 2 celle ravvicinate ed una terza di massima sicurezza, ricavata nel sottosuolo, a cui si accedeva per mezzo di una botola posta nel pavimento. I detenuti, durante la dura prigionia, erano tenuti legati al collo tra di loro per mezzo di pesanti catene.
In tempi più recenti, nella cella sotterranea è stata ricavata un'ampia apertura dotata di un grande portale in legno ed è attualmente utilizzata per mostre fotografiche e altre iniziative di carattere culturale. Interessante l'antica meridiana posta nella facciata interna del carcere. Una delle mete obbligate per chi intende conoscere meglio la storia, la civiltà delle popolazioni della Barbagia e del Mandolisai, con particolare riferimento ad Arizzo, è certamente il Museo Etnografico. Ospitato da circa un ventennio in un'ala della scuola elementare del Mondo di Amicis, ma presto dovrebbe ottenere la sua sede definitiva nel costruendo edificio all'interno del parco comunale. Presto sarà dunque concretizzato il progetto per la definitiva realizzazione di un vero e proprio ecomuseo della montagna sarda, il museo diffuso in diversi luoghi del paese, tra la gente, come fossero dei giganteschi specchi dei tempi, capaci di rievocare epoche, usanze, tradizioni e credenze popolari del passato, segnalando, con meticolosa precisione, tutte le fasi dell'evoluzione culturale e sociale delle genti della montagna sarda. Il vestiario popolare, il mondo del bosco con la raccolta delle castagne, noci e nocciole, il legname da ardere e quello per le attività artigianali, per la realizzazione delle grandi e rinnovate botti, i mobili, le caratteristiche cassapanche intagliate, la produzione del carbone, i relativi arnesi e utensili impiegati in questo tipo di lavorazione. Il mondo pastorale, con la lavorazione del latte, i campanaci, gli attrezzi per la marchiatura del bestiame, la lavorazione della lana, dalla tosatura alla cardatura, filatura e tessitura, quindi la realizzazione di manufatti quali coperte, tappeti, arazzi. La religione, fede e credenze popolari, oggetti e amuleti magico-apotropaici. La lavorazione della cera per la produzione di belle candele decorate. Il mondo del commercio itinerante arizzese, con la vendita dei diversi prodotti del bosco, castagne, nocciole, noci, il legname grezzo, botti, tini e tinelli, carbone, pali e travi e soprattutto sagarapigna, il rinomato e gustoso sorbetto tipico di Arizzo.
La raffigurazione delle principali maschere del carnevale arizzese, composte da Sumamuzzone, Sulzu e Sassogadore, in uso in paese fino alla fine degli anni 30, poi completamente scomparse, in seguito ad una ricerca durata circa 10 anni, sono state ricostruite con dovizia di particolari le maschere ed i rituali ad esse allegati, che generalmente erano rievocati in occasione delle festività carnevalesche. Presto sarà allestito un vero e proprio museo dedicato alla vita, all'opera e al pensiero del poeta Vacchi Sulis. Proprio al centro del paese si trova la chiesa parrocchiale dedicata a San Michele Arcangelo, un monumento religioso il cui primo impianto risale all'anno 1000. Nel XIV secolo l'edificio venne ampliato e quindi portato alle dimensioni attuali. La facciata, dotata di un ampio portale, è caratterizzata da uno splendido rosone e presenta un affresco raffigurante San Michele Arcangelo. Nel campanile a torre, in stile gotico aragonese alto 32 metri, in seguito ai lavori di restauro iniziati prima della Grande Guerra, è stato posto un orologio in ognuna delle 4 facciate, in sostituzione del precedente risalente alla seconda metà del XVII secolo. Nella cella campanaria alloggiano 4 campane, 2 delle quali risalgono al 600, le altre al 1736 e 1851. Al suo interno la chiesa presenta la navata centrale ricoperta con travi a piena vista. Le navate laterali ospitano diverse cappelle con la classica volta a mezza botte. La cappella dedicata alla Pietà ed alla commemorazione dei caduti in guerra accoglie una scultura lignea del XVII secolo. In quella dedicata a San Cristoforo vi è una statua in legno policromo alta 1,90 m, realizzata nel 1600 da uno scultore napoletano. Pregevoli sono le tele dell'artista arizzese Antonio Mura, scomparso a Firenze nel 1972. Le sue opere esposte raffigurano la Beata Vergine, San Domenico Savio e Papa Giovanni XXIII. Nella prima cappella della navata sinistra si trova un'altra opera del Mura raffigurante il Cristo in croce, ancora dello stesso autore, Sant'Ignazio dall'Aquila. Nel 1997 è stato oggetto di restauro un prezioso organo a canne risalente alla prima metà del Settecento, finemente decorato a motivi floreali e opera di un artista di scuola napoletana. Infine troviamo la sagrestia, ove si possono ammirare 2 simulacri raffiguranti San Michele Arcangelo e le statue di Santa Vitalia, San Basilio, San Demetrio e San Nicolò.
Lasciamo la parrocchiale per recarci all'estrema periferia del paese, dove troviamo la chiesetta risalente al XV secolo, dedicata a Sant'Antonio da Padova. Il suo interno, assai semplice, è arricchito dalla presenza di un altare seicentesco in legno, recentemente ben restaurato. Sant'Antonio da Padova viene festeggiato dalla comunità arizzese il 13 giugno. In quell'occasione la chiesetta è frequentata da numerosi fedeli. Una sosta ristoratrice ce la offre la cascatella di Fontana Isalinos. In questo paesaggio di rara bellezza, presto nascerà una piccola oasi naturalistica di 7 ettari, dove saranno ospitati numerosi esemplari della fauna locale, tra i quali naturalmente coppie di daini e mufloni. Tra le attività di arti e mestieri tradizionali che abbiamo visto rappresentate nel museo etnografico, alcune sono ancora praticate, come la pastorizia, la lavorazione del legno, del ferro, la tessitura, la lavorazione del pane, il torrone e il calzolaio. L'ultimo del paese è il signor Francesco Senes, che a 80 anni svolge solo per passione questa attività. Assai preziosi sono anche i ricami che le donne arizzesi eseguono con gusto e creatività. In questo caso stiamo vedendo le abili mani della signora Lidia Fois. Ma è nella cultura dell'ospitalità e dell'accoglienza per il turismo montano che Arizzo ricava una significativa parte della sua economia principale. Numerose sono le strutture ricettive, con 5 complessi alberghieri quali l'Hotel Savuvar, l'Hotel Castello, il Moderno, la Capannina, il Park Hotel, oltre a 2 belle strutture che si occupano di agriturismo. È presente una casa di riposo per anziani, il centro di accoglienza AIAS, impianti sportivi,
E poi ancora si organizzano diversi tipi di itinerari naturalistici, la gastronomia tradizionale e poi i frutti più apprezzati della montagna di Arizzo, le castagne. Ogni anno, da circa 30 anni, l'ultima domenica di ottobre si tiene la famosa Sagra delle Castagne. Una manifestazione di grande successo che richiama migliaia di visitatori da tutta l'isola. Un'occasione unica per assaporare i prelibati prodotti della montagna con i suoi squisiti dolci a base di castagne, noci e nocciole. Dato il grande richiamo di visitatori, oltre all'aspetto squisitamente commerciale, la Sagra delle Castagne diventa, per l'amministrazione comunale e per la comunità intera, un importante veicolo per far conoscere gli aspetti culturali e tradizionali della comunità arizzese ed il suo pittoresco e suggestivo territorio. Ci sono molte altre occasioni per visitare Arizzo, oltre a quelle offerte dalla Sagra delle Castagne. Infatti, questo centro barbaricino è spesso animato da iniziative e feste tradizionali che cominciano il 17 gennaio con il falò di Sant'Antonio Abate, poi il Carnevale, i riti della Settimana Santa, i festeggiamenti per Sant'Isidoro nella seconda domenica di agosto, la festa per la notte di San Lorenzo del 10 agosto, aspettando l'alba a Punta alla Marmora, la festa de Sagarapigna a metà agosto, San Basilio, festeggiato la prima domenica di settembre e infine il rodeo del cavallo allo Stato Brado, sempre nel mese di settembre. Accoglienza e ospitalità. Le parole chiave di una comunità attenta e consapevole dell'importanza della professionalità, proiettata verso un futuro sicuro ma fortemente radicata nel suo passato. Como la canto deo cucumeo, una gatonia sa columba mia, ai gatto li stimoli schideu, sapetto meu e sola i se via, i savari commento una pupia, chi canta da sta gente de su mundo, si la ider ballare a tundu, sa satteras che o guarda e saia. Bella ad esser saluna, in su mundu non creo chi incappa similante, sa reina deis bellas, creppe, chi non volet, se stue e non nesciuna. So io sono per la luminosa, chi splende da sa deschirar mirada, rosa e su colore de sallara, su riso di fa grazia tanta hermosa, l'izzo bello bianco e profumato, solo suena a mirare mi consola, promesso un mondo esisti di sa sola, fiore deliziosa e tanta amato. Eia, eia, anni l'ora cucumeo, grammadio